Allora, torniamo in diretta. Alcuni aspetti, so che questo video dalla giornata di ieri circola moltissimo, alle 5 del mattino nel veneziano, il bus super affollato, e questo video ha fatto scalpore nella giornata di ieri, e quindi è uno dei temi che tra l'altro spinge in questo momento forse scelte un po' più radicali su questo fronte, che vi ricordo ancora una volta attengono alla decisione del governatore Zaia, come già ci ha detto. Facciamo un esperimento e proviamo a collegarci adesso e vediamo se la regia funziona tutto. Facciamo questo esperimento, dicevamo, via Skype. Ormai sempre più ci dobbiamo sentire così, già nei giorni scorsi l'abbiamo fatto via WhatsApp con video, e vediamo se ci risponde un nostro ospite che non vedo più, che non vedo rispondere, però aspettiamo qualche istante. Connessione scadente, vediamo di ripristinare questa connessione, anche per appunto proporvi un intervento ulteriore sempre dal mondo dell'impresa. Non vedo segnali, chiamate in arrivo, vediamo, ecco, forse adesso sto ricevendo la chiamata, niente. Stiamo provando Giordano Riello, niente, adesso così faremo anche con altri ospiti. Vedo che qua però non dà segni di vita, non so ragazzi se voi della regia avete un'impressione differente. Ecco qua, ci siamo riusciti forse. Giordano Riello, mi sente? Buonasera, buonasera a tutti, sì, la sento. Immagino anche lei a casa. Bisogna, anche se si va comunque in azienda, perché noi siamo obbligati, se vogliamo andare in azienda e mantenere le nostre saracine scalzate. In questo momento però sì, mi trovo a casa. Non è una situazione semplice, è anche molto emotivamente provante, però cerchiamo di garantire i nostri servizi alla comunità. Tra l'altro vedevo che appunto probabilmente i sindacati, tra poco avremo qualche rappresentante qui in studio con noi, cominciano a chiedere la chiusura delle aziende, quello che non è stato stabilito per ora dal governo, però sembrano intenzionati a chiedere questo. Noi siamo pronti a tutto, ci siamo preparati anche a un lockout aziendale, però certo è una situazione unica questa, non abbiamo vissuto nulla nella storia di questo tipo, quindi dobbiamo rifarci alla comunità scientifica, seguire le regole, seguire con disciplina gli ordini che vengono dati dal nostro governatore e dallo Stato. Quindi noi siamo un po' delle, tra virgolette, in senso buono, delle pedine che però si muovono coordinate nell'interesse della nostra nazione. Noi abbiamo alcuni prodotti, in questo caso, che in questo momento che stiamo producendo, dei condizionatori per degli ospedali. Certo non possiamo far mancare la produzione di questo bene, che può sembrare un bene non di prima necessità, ma per un ospedale lo è, perché la sanificazione dell'area è importante. Noi è la prima volta, ripeto, che viviamo una situazione del genere, la dobbiamo vivere col massimo della lucidità ed essere pronti a qualsiasi circostanza nel rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini. Ecco, tra l'altro Riello, cosa importante che ci chiedevano molto spesso i telespettatori, avevamo già chiesto anche ai docenti e ai professori, non è come la legionella, cioè questo virus non passa attraverso i condizionatori, no? Questa è anche una cosa importante. Assolutamente, assolutamente. Questo non lo dico io, lo dicono i virologhi, si trasmette attraverso quelle goccioline che noi emettiamo parlando. Quindi il condizionatore è uno strumento in questo caso che aiuta la purificazione dell'aria e non dà problemi in termini di diffusione di contagio, assolutamente. Riello, l'ultima cosa che vogliamo dire, come ci si rialza da qui, senza sapere tra l'altro quando sarà finita? Il tema è importante è quello che lei ha citato adesso, quindi i tempi che abbiamo ancora di fronte con questo virus, con questa pandemia, perché si tratta di pandemia. Come si rialza? Come abbiamo sempre fatto, lavorando sodo, lavorando duro, stretti ai nostri collaboratori, con uno Stato che ci deve aiutare, con delle regioni che ci aiuteranno e ci devono assistere in questo percorso duro che ci troveremo ad affrontare. Non si sa se si faranno ferie ad agosto, perché se si chiude adesso dovremo recuperare poi il lavoro perso.
dovremmo e dobbiamo servire comunque i paesi esteri che in questo momento ci saranno anche guardando attorno per capire se sostituire i nostri prodotti con un altro fornitore da qualche altra parte del mondo. Quindi la strada di fronte a noi non sarà facile, però dobbiamo rimboccarci le maniche come abbiamo sempre fatto, come i veneti e gli italiani hanno sempre fatto, e guardare dritto verso l'obiettivo, perché l'economia fino a ieri stava andando molto bene, stava tirando, avevamo un più davanti anche rispetto all'anno scorso e non possiamo permetterci di perdere per strada quanto abbiamo costruito anche in questi primi mesi di lavoro. Questa è una cosa straordinaria, colpisce tutto il mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti parla di pandemia. L'Italia è particolarmente colpita, è stata particolarmente anche limpida nella gestione dei numeri, degli infetti e dei decessi, però dobbiamo remare tutti assieme e cercare di avere anche un'Europa compatta, coesa e unita, che non lasci l'Italia indietro, ma che faccia dell'Italia uno strumento anche di eccellenza per poi agire anche sugli altri territori con la stessa puntualità. Non dobbiamo, ripeto, una cosa importante, in questo momento condannare nessuno a livello regionale, a livello nazionale, siamo tutti nella stessa barca. Sono state fatte determinate scelte, noi abbiamo il dovere e la responsabilità di rispettarle, poi, una volta finita la pandemia, potremo permetterci di giudicare. Adesso non possiamo, perché in gioco c'è la nostra salute, la nostra vita e la nostra situazione sociale. Esattamente. Grazie davvero Giordano Riello, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie, buonasera. Allora, vedo però Ilaria Marchiori dalla sala operativa della Protezione Civile a Marghera. Ilaria, aggiornamenti? Sì, eccoci qui, buonasera a tutti. Siamo in attesa di capire dal governatore Zaia gli esiti di questa videoconferenza, l'appuntamento ormai quotidiano che inizia alle 15 e prosegue. Potrebbe durare anche più del solito quello di oggi perché è tanta la carne al fuoco. Ricordiamo che a questa videoconferenza, oltre alla partecipazione di tutti i governatori d'Italia, c'è il Ministro per gli Affari Regionali Boccia, il Ministro dell'Ambiente Costa, il Commissario Borrelli e anche il neocommissario Arcuri, che è stato nominato proprio ieri sera dal Premier Conte per supportare le strutture operative. In collegamento ci sarà anche il Ministro per i Trasporti De Micheli e manca, insomma, non c'è il Ministro per la Salute Speranza perché è impegnato nella videoconferenza con gli altri Ministri per la Salute dell'Unione Europea. Dunque, vista la folta partecipazione da parte dei rappresentanti del governo, ci si aspetta anche una novità, o ci si aspettano delle novità nelle prossime ore o comunque in tarda serata, proprio per quanto riguarda l'esito di questa videoconferenza. Noi rimaniamo qui ad attendere il governatore Zaia nella speranza poi di poterlo intercettare. Invece volevo dare un'informazione di servizio. Scusami, sì. Tu dici novità su quale dei fronti? Nel senso Sì. che potrebbe esserci dopo il vertice, il confronto con Roma, una novità in merito al, per esempio, i trasporti, la decisione della Regione sui trasporti locali? Certamente, ovviamente come è stato specificato dallo stesso governatore, per quanto riguarda i trasporti il decreto ha rimandato le decisioni alla Regione o comunque la Regione dovrà capire come comportarsi e quindi a fine giornata o comunque più tardi nella giornata di domani dovrebbero arrivare delle novità in tal senso da parte della Regione, quindi da parte dell'assessore competente Elisa De Berti. È probabile che vista la presenza anche del ministro De Micheli si cerchino di attuare delle linee guida che siano un po' generali o che coinvolgano insomma le regioni maggiormente colpite o si cerchi di trovare una soluzione unica. Poi ovviamente sappiamo benissimo che ci sono delle diversità da regione a regione e addirittura da provincia a provincia, basti pensare alla situazione che c'è nel veneziano, per esempio non è la stessa
esperienza che c'è nel Padovano, quindi in questo caso andranno studiate delle specificità in tal senso. Però non si esclude che da questa videoconferenza con i ministri e tutti i governatori possano emergere delle novità sia sul fronte dei trasporti che ovviamente anche su quello sanitario e quant'altro. Potrebbero emergere, no, ovviamente non parliamo di cambi di disposizione perché il decreto è stato quello, anche se in realtà potrebbero sempre arrivare, però delle nuove linee guida stabilite dalle singole regioni che però magari hanno diciamo un qualcosa in comune. Questo sì potrebbe essere sicuramente. Ilaria, stiamo per video collegarci via Skype anche con l'assessore all'istruzione e alla formazione Elena Donazzan. Tu oggi avevi chiesto proprio a Zaia, no, una precisazione su questo, ma quindi se hai domande poi le porgiamo noi all'assessore Donazzan, però concludi pure. No, volevo dare un'informazione importante, una notizia che è appena arrivata proprio dal Comune di Venezia. Questa è una notizia importantissima per tutti i cittadini, non credo l'abbiate ancora data in studio. La Protezione Civile del Comune di Venezia comunica che sono giunte delle segnalazioni su dei presunti tentativi di truffa, sentite bene, perpetrati da sedicente personale della Protezione Civile che chiede di entrare nelle abitazioni per eseguire tamponi o in forma inesistenti raccolte fondi. La Protezione Civile sottolinea che non è stata organizzata alcuna iniziativa in tal senso, non esegue tamponi a casa e non sta raccogliendo fondi di nessun tipo. Dunque, come sempre ci sono gli sciacalli, criminali e truffatori che tentano di approfittare di situazioni di emergenza, di pericolo e anche di paura. La Protezione Civile del Comune di Venezia assicura che non sta andando nelle case né per effettuare tamponi né per raccogliere fondi di nulla, quindi che nessuno apra se si presentano persone che si identificano come volontari o personale di protezione civile e che sostengono di fare tamponi o comunque raccolte fondi. Questo è molto importante da segnalare per quanto riguarda la popolazione del veneziano, visto che c'è giunta questa segnalazione che sta già accadendo. Ecco, tra l'altro Ilaria, questo è importantissimo perché ci vediamo costretti non solo a smentire le fake news, ora ve ne raccontiamo un'altra, ma anche i truffatori, quindi questi vanno trattati a dovere e immediatamente allertate le forze di polizia, che tra l'altro dovesse essere un controllo normale, magari al vicino per quanto riguarda l'arrivo di un'ambulanza. Se temete una truffa invece lì vi possono dare comunicazione come sia un fatto reale, però bene ricordarlo, quindi nessuna raccolta fondi è ovvio, ma tantomeno tamponi a domicilio da parte della Protezione Civile che non è deputata a un intervento di questo tipo. Grazie Ilaria, poi se hai aggiornamenti torniamo da te. Certo, grazie a voi. Allora, la fake news è quella dei cardiologi che dicono, o meglio, che precisano la circolazione di questa fake news legata al coronavirus, perché dicono che nessuna complicanza legata al coronavirus, legata all'uso dei farmaci utilizzati per l'ipertensione, per lo scompenso, la cardiopatia ischemica nei pazienti non affetti da Covid-19, così come in quelli contagiati. A dirlo sono i cardiologi, cioè non interrompete queste cure per l'ipertensione, problemi cardiocircolatori, eccetera, eccetera, quindi se qualcuno vi dice interrompete subito, mettete a rischio la vostra vita, quindi per essere chiari, siccome molti magari ci seguono, continuate le vostre cure come vi ha sempre detto il medico, non incide in alcuna maniera sul fronte Covid, rischio contagi, eccetera. Allora vediamo se come promesso riusciamo a fare un'altra videochiamata via Skype con questa volta l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan e alla formazione. Si sta collegando Elena Donazzan, aspettiamo ancora qualche istante, anche appunto eccoci qua. Assessore, buon pomeriggio, ben trovata. Sì. Buon pomeriggio a voi e grazie anche per questa modalità. Le chiediamo anche solo, ecco perfetto, di non avere la finestra dietro così ecco, la vediamo molto meglio. Grazie Assessore, anche perché immaginiamo anche lei ovviamente a casa perché rispetta le indicazioni che voi stessi date. Assolutamente, ecco. Assolutamente sì, poi queste modalità comunque ci permettono di fare riunioni
di essere in collegamento con i ministeri. Stamattina abbiamo trattato delle acque minerali e del problema che, insomma, sono tutte scadenze importanti. Domani dovremo fare una riunione sul tema della sicurezza con tutti i dirigenti e quindi siamo collegati, ecco, questi strumenti ci aiutano a fare il nostro dovere anche da casa. Il primo nostro dovere è restare a casa. La volevo ringraziare, Savarino, lo voglio fare pubblicamente perché volevo scriverle. Lei ha fatto un messaggio molto molto forte, indirizzato soprattutto ai giovani, e è stato più forte lei di molti altri messaggi, forse perché anche il suo linguaggio, il suo modo di fare. La ringrazio di cuore perché dove non abbiamo potuto noi ci è arrivato lei sicuramente. Ero parecchio arrabbiato, sì, ma sa cosa era? L'obiettivo era che arrivasse questo messaggio, me l'hanno confermato da Castellammare di Stabia, dalla Sicilia, da Ragusa, ovunque, e l'importante è che arrivasse a chi ancora non ha questa emergenza che stiamo vivendo noi e che si preparino, insomma, restino da subito a casa. Senta, Assessore, oggi abbiamo precisato una cosa anche durante la conferenza stampa, il personale continua ad andare negli istituti, giusto Assessore? Vuole dire qualcosa in merito su questo? Sì, allora il personale non docente continua anche docente per certi aspetti, perché sono quelli che fanno le lezioni a distanza, per esempio, è molto meglio, è molto più facile farlo all'interno degli istituti che sono stati tutti ripuliti, che permettono anche modalità di didattica fatte in maniera più, diciamo, più efficace con gli strumenti. Nelle aule vuote siamo andati anche lunedì scorso e c'era anche la vostra televisione a dare conto di questo. Ora però con il Ministero stiamo ragionando di un'altra cosa, perché è evidente che utilizzare i mezzi pubblici meglio non farlo, comunque andare al lavoro se non è strettamente necessario meglio non farlo, se si possono fare lezioni a distanza anche da casa meglio farle così, ecco, quindi stiamo un po' confrontandoci con il Ministero dell'Istruzione perché non vogliamo andare un po' a caso, ecco, vogliamo che siano tutte, anche perché la scuola è totalmente competenza dello Stato, però vogliamo esserci nel dare le stesse indicazioni nel mondo della formazione professionale e nel mondo della scuola. Ecco, senta, e delle acque minerali cosa diceva poco fa, Assessore, cioè qual è stato il confronto su questo tema? C'era una delle tante riunioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, una crisi di quelle che sono più strutturate di altre, è il gruppo che accorpa l'acqua San Gemini, Gaudianello e in particolare per noi l'acqua Norda, che è quella di Valli del Pasubio. Questa riunione si doveva tenere al Ministero dello Sviluppo Economico, noi vogliamo che queste riunioni non saltino perché è evidente che investitori stranieri, gruppi di questo genere hanno bisogno di vedere che continuiamo ad esserci e quindi per evitare che si saltino queste riunioni rimandando magari ad una speculazione di borsa a qualche personaggio che si avventura per magari comprare le nostre aziende a poco perché non le proteggiamo, è il caso che noi ci siamo anche con queste modalità. Assessore, era proprio una domanda provocatoria, un po' di ricostruzioni anche geopolitiche, cioè dopo tutto quello che stiamo vivendo è chiaro che le nostre aziende rischiano di essere comprate a poco, magari tra l'altro proprio da chi può stampare denaro rispetto a noi e quindi finiscono al miglior offerente con pochino, magari alla Cina stessa, no? Dopo dovessimo guardare poco più in là. Guardi Avarino, questo sarebbe veramente una beffa grande, perché dopo che voglio dire, ci hanno impestato, in questo senso proprio in termini vorrei dire letterali, oggi ci troviamo anche deboli nei confronti di un mondo che in maniera molto violenta potrebbe tentare di comprare le piccole nostre realtà con nomi prestigiosi, perché ricordiamoci che le nostre imprese fanno gola a molti e noi dobbiamo proteggerle. Ecco perché in questo momento è come quando parliamo degli sciacalli, no? Il Presidente Zaia che è già tornato su questo, ma quando diciamo attenzione, chi viene adesso a proporvi qualche cosa, magari viene a dirvi vi portiamo la spesa a casa, soprattutto gli anziani. E voi fate un servizio molto, molto importante, perché guardate che anche rispetto alle notizie false, quelle che chiamiamo oramai fake news, noi abbiamo bisogno di avere autorevolezza nell'informazione, cioè sapere che Avarino di Antenna 3, come il vostro circuito, le altre televisioni, la carta stampata, sono lì pronti a dare le giuste informazioni, è importante e fondamentale. Vale anche per la borsa, vale anche per le speculazioni che possono intervenire. Perché? Perché le nostre imprese oggi hanno bisogno di essere messe in sicurezza, abbiamo bisogno che le informazioni siano certificate e che le istituzioni difendano. Grazie Assessore, è stata chiarissima, chiarissima davvero.
Se ci dovessero essere poi aggiornamenti ci risentiamo, non è che le posso chiedere delle previsioni evidentemente, però qua moltissimi ci scrivono che succede dopo il 3 aprile, insomma per ora quello che sappiamo vale fino al 3 aprile per le scuole, no? Bravo, Averino, facciamo il nostro dovere, stiamo a casa, continuiamo a lavorare, perché non è che stare a casa non vuol dire lavorare. Io sto continuando a lavorare, il mio dovere è presidiare i tavoli delle crisi, è il mio dovere dare risposte alla scuola, è il mio dovere fare in modo che i fondi europei siano utilizzati bene, perché altrimenti non ce li pagano. Il vostro dovere è fare informazione, tutti siamo chiamati a un surplus di dovere rimanendo a casa. Le previsioni le lasciamo agli scienziati che ci devono aiutare a passare questo momento difficile. Esattamente. Grazie davvero Assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Elena Donazzana, Assessore regionale all'istruzione e alla formazione, grazie in questa nuova formula ovviamente che stiamo sperimentando. Adesso ne prepariamo un altro di collegamento, è una sorpresa, vediamo di allietare anche il pomeriggio dei nostri telespettatori in qualche modo. Sì, la denuncia, va bene Daniela, eccolo qua, vediamo pure questo servizio, abbiamo raccontato di varie denunce per locali che non rispettavano quanto disposto dal decreto, vi abbiamo parlato prima di alcuni casi del veneziano, vediamo col comandante della Polizia Locale di Treviso cosa è successo. Abbiamo sorpreso un bar che fa anche funzioni da tabaccheria vicino alla stazione aperto. Stava vendendo sia tabacchi che soprattutto effettuando servizio al bar. Ciò non è possibile, è stato quindi sanzionato e chiuso immediatamente. Adesso si procederà per violazione dell'articolo 650 del Codice Penale con un'ammenda da 206 euro e un provvedimento di sospensione da parte della Prefettura. Insomma, il messaggio è chiaro: con il decreto del governo che ha imposto una stretta sulle attività commerciali non si scherza e la polizia locale è in prima fila per imporne il rispetto. I controlli continueranno naturalmente per far rispettare questo decreto. Ribadisco che la ratio del decreto è rimanere a casa, quindi l'invito che stiamo facendo tutti è di rimanere assolutamente a casa. Non a caso il sindaco ha deciso anche la chiusura dei parchi e verificheremo che all'interno dei parchi non ci sia nessuno. Polizia locale che da giorni è alle prese con richieste di ogni tipo, alcune decisamente particolari. Qualcuno chiede di avere un permesso per guidare con la patente scaduta, cosa che non sarebbe possibile né adesso né prima. Ci sono persone che chiedono se possono ad esempio andare a prendere del vino in un paese vicino. Questo non è possibile. Ricordo che possiamo spostarci solo per motivi di lavoro, per motivi di salute, per motivi di vera necessità. In tutto questo non sono di per sé vietate le passeggiate, ma anche qui la polizia locale dà un'interpretazione di buon senso in linea con le disposizioni di regione e comune. Se l'uscita è finalizzata all'attività motoria, questo è possibile. Naturalmente questo dice la legge, l'invito che facciamo è comunque di rimanere a casa. Si può fare attività motoria mantenendo 1 metro, però ribadisco che l'ideale è non uscire di casa. Resta un altro nodo, quello delle autocertificazioni per gli spostamenti. Su questo punto il comandante fa chiarezza. Portare con sé l'autocertificazione è preferibile, nel senso che si può partire già da casa con questa certificazione che basta scaricare da qualsiasi sito istituzionale e compilare a casa. Però nessun problema, nel momento in cui una persona venga fermata e non ha il certificato a portata di mano, a questo punto l'organo di polizia consegnerà il certificato da compilare in quella situazione. Allora un'altra sorpresa, anche perché in questi giorni siamo tutti costretti, quasi, diciamo, almeno lo vedete, a stare a casa. Voglio salutare e ringraziare l'amico da Trieste, Dennis Fantina. Ciao Dennis, cantante, ciao, conduttore TV, insomma nel 2001 hai vinto Saranno Famosi, poi una carriera splendida. Però ci vuoi dedicare una canzone, cosa fai adesso? Tu devi passare le giornate a casa e saltate le sì. serate? Sì, passo le giornate a casa. Questa sera ci sarà una diretta Facebook un po' diversa per me, perché di solito non le faccio mai, quindi questa sera mi collegherò con gli amici di Facebook, dove chiederanno loro le canzoni che vogliono sentire e io in qualche modo, se mi sarà possibile eseguirle, le farò, che non sarà una cosa facile. Per oggi è semplice perché molti hanno chiesto canzoni mie, quindi è facile. Nei prossimi giorni ci saranno altre dirette dove sicuramente saranno un po' più cattivelli e mi metteranno un po' più alla prova, quindi vedremo. Senti, ma da quante settimane sei chiuso in casa? Ora non sapevo che avessi la barba lunga, insomma, ecco, questo, volevo ironizzare su questo.
Ma in realtà la barba lunga ho dovuto tenerla per problemi di scena. Praticamente è successo che stavamo girando una web serie, è stata interrotta, a prescindere dal coronavirus, ovviamente in questo caso non c'entra, ma per problemi di altro genere è stata interrotta. Ora abbiamo finito le riprese proprio poco prima, un giorno, 2 giorni prima ci fosse il blocco. Quindi sto parlando di domenica o sabato, non mi ricordo, e il blocco mi sa che c'è stato lunedì, da lì è cominciato un po' tutto, quindi abbiamo chiuso le riprese di questa webserie, ma fino a quando non è tutta montata, non è tutta pronta, non posso tagliare barba e capelli, perché metti caso che ci sia qualcosa da rifare, poi siamo fermi per almeno 4-5 mesi, ecco. Senti Dennis, come la stai vivendo tu da artista? Lanci anche tu gli appelli perché si resti a casa? Come contribuisci? Ma guarda, sì, oggi ho lanciato questo appello, che so di non essere nemmeno l'unico, ovviamente. Io so che ci sono dei decreti, ci sono delle cose che il governo dice. So che si può uscire per fare una passeggiata, si può, a parte ovviamente spesa e medicinali, insomma, no? Che è d'obbligo, o lavoro. Sta di fatto che comunque rimango dell'idea che se non c'è bisogno di uscire per lavoro, spesa e medicinali, possiamo anche farne a meno, e se rimaniamo a casa per una quindicina di giorni e non andiamo a fare una passeggiata, credo non muoia nessuno. Quindi credo sia meglio rimanere a casa. Sappiamo che il problema degli ospedali è abbastanza grande, quindi evitiamo di riempire gli ospedali. Come ho detto prima nel mio post, aiutiamoci ad aiutarci. Esatto. Ecco, quindi più cose facciamo noi per aiutare noi stessi, più aiutiamo anche gli altri, no? Va bene Dennis, allora ci salutiamo così. Tu questa sera sei in diretta sulla tua pagina Facebook per allietare un po' i tuoi fan. Sono pronto. A che ora fai la diretta Facebook? Alle 21 la diretta Facebook sulla mia pagina, e ci vediamo là. Quindi anche tu, se sei libero, ovviamente sei invitato e puoi chiedermi la canzone che ti pare. Vabbè, adesso vediamo a che ora finiamo qui. Senti, però ne accenniamo un po' allora? Rimandando alle 21 anche, insomma, perché è importante quanti devono passare a casa tutte queste giornate, cioè tutti, almeno o meglio nella maggior parte delle persone, questo dovrebbe essere. Sappiamo che tanti devono e comunque andare a lavoro, non hanno la possibilità di restare a casa, quindi alle 21 sulla pagina Facebook Dennis Fantina cosa suonerai e cosa ci accenni adesso? Vabbè, possiamo fare Ehi, che è una canzone che mi ha richiesto un ragazzo, e quindi intanto questa, poi sicuramente questa sera gliela dovrò rifare, perché non so se in questo momento è attaccato, però intanto questa, ok? Vai. Bene. Hey, cercami se vuoi, non fermarti mai, alle apparenze, alle nostre distanze. Hey, mare mosso c'è, adesso sei per me. Sei natura sicura da questa paura, alza la vela principessa di luna, e questo vento ci porti fortuna, segui le luci di un faro che brilla, portami in salvo se la nave affonda, ascolta bene le onde del mare, stanno parlando riflesse dal sole, nel mio silenzio si alzi la voce, di questo amore che piano ci dice, hey, cercami se vuoi, non fermarti mai, l'apparenze alle nostre distanze, e poi via così, è lunga, Dennis, se no. Grazie davvero e buon pomeriggio e appuntamento sulla tua pagina Facebook alle 21. Cosa volevi dire? Grazie, restiamo a casa per quanto possibile, rimaniamo a casa, aiutiamoci ad aiutarci. Ciao! Grazie davvero, Dennis Fantina, cantante e conduttore televisivo che da Trieste ci ha allietato per qualche minuto, lo farà questa sera, ma è importante. Perché è importante questo? Perché molti devono restare a casa e si vive con la cronaca quotidiana, ogni tanto di quello che stiamo raccontando, di quello che succede, ogni tanto ecco un po' di
Sollievo. Torniamo alla cronaca. Allora, la fake news smentita dai cardiologi, ve l'abbiamo detto, quindi attenzione, se dovete prendere dei farmaci importanti per ipertensione eccetera, continuate a farlo perché non c'entra nulla, non va interrotto questo tipo di cura. Poi c'era questa dei medici molto importante, che a Conte chiedono al Premier che gli ambulatori dei medici di famiglia siano a porte chiuse, sospendendo l'accesso libero dei pazienti e visite solo su appuntamento per casi gravi, cosa che in parte già si fa. Sono le proposte comunque della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici per arginare il coronavirus, contenute nella lettera che il Presidente Anelli ha inviato al Premier. Questo è l'appello dei medici di famiglia, cioè noi teniamo chiuso se non per emergenze, questo dicono, attendono l'ok dal Premier. Nella sola provincia di Bergamo sono ad oggi 50 i medici infettati, uno di questi è morto nei giorni scorsi, che con gli altri 2 decessi di camici bianchi in Lombardia e Veneto portano a 3 le vittime fra i medici. Lo rende noto il Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri, sempre Filippo Anelli, nella lettera inviata al Premier Conte di cui vi facevo cenno poco fa. Dunque, questa è la situazione. Allora, Confcommercio, sostegno a imprese che si fermano, questi sono i comunicati un po' soliti. Sciopero, i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana hanno programmato per domani una giornata di sciopero per contestare la scelta del governo di escludere dalle imprese obbligate a chiudere per i rischi di contagio da coronavirus quelle rientranti fra le attività produttive, cosa che vi abbiamo detto e spiegato molto in questa giornata. Allora, volevo far accomodare Giancarlo Iannicelli. Prima di questo, Daniela, mi aiuti, cosa possiamo... riascoltiamo Crisanti, va bene, perché è utile sempre comunque per chi ci segue. Riascoltiamo il professor Crisanti che era in collegamento con noi poco fa da Londra. Prego. L'obiettivo è quello di scovare i portatori sani. Come si scovano i portatori sani? Partendo dagli ammalati. Quindi, se a un certo punto identifichiamo degli ammalati, andiamo nella zona dove queste persone abitano, testiamo i contatti e testiamo le persone geograficamente vicine. Esatto, e gli si chiede, se sono appunto positivi asintomatici, di stare a casa i 14 giorni, giusto? Questa è la logica. Esatto. E questo, professore, lo stiamo già facendo, giusto? Sì, questo lo stiamo già facendo, ma va amplificato chiaramente, no? Mm-hmm. Senta, dai dati... Guardi, il governatore Zaia ha avuto l'intuizione di testare tutti a Vo e questo esperimento, chiamiamolo così, epidemiologico, questo studio epidemiologico ha mostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il problema è dovuto agli asintomatici. Certo. Se non li neutralizziamo, le misure di contenimento non saranno sufficienti. Per ogni asintomatico che troviamo risparmieremo dei posti letto nelle malattie infettive e poi risparmieremo dei posti letto ogni 10 che risparmiamo nelle malattie infettive risparmieremo un posto letto nella rianimazione. Noi dobbiamo aspettarci di sicuro 2 settimane che definiamo di fuoco? Beh, direi di sì, perché guardi, 2 settimane di fuoco per 2 ragioni. Primo, perché chiaramente dobbiamo aspettarci che l'epidemia vada avanti. Secondo, perché faremo più diagnosi. Tutte le persone che adesso vengono lasciate a casa, noi le andremo a cercare. Abbiamo preso contatti con la Croce Rossa, che è disposta a mettere mezzi a disposizione in tutte le province del Veneto per andare a casa e fare i tamponi, come praticamente abbiamo fatto a Vo'. Quindi sicuramente all'inizio ci avremo un aumento dei casi, molti di questi sono dovuti al fatto che noi ce li andiamo a cercare, ma questo è un bene. Allora, torniamo in diretta, così il professor Crisanti, con il quale tra l'altro abbiamo discusso del tema climatico come speranza, ha detto molto chiaramente ai nostri microfoni. Se vi trovo anche l'articolo del Corriere di oggi, ma sono certo che il generale Giancarlo Iannicelli lo abbia ben presente perché lo commentavamo poco fa. Tutti speriamo, generale, che con l'arrivo del caldo qui la situazione si limiti, esatto, migliori, no? Perché Thailandia, tutti i paesi che hanno più di 30 gradi in questo momento. Sì, stiamo facendo una guerra veramente contro un nemico subdolo e pericolosissimo, perché non si conosce, non conosciamo
nella sua interezza questo nemico, questo virus, tant'è vero che è stato isolato, però purtroppo stiamo ancora vedendo per cercare un vaccino, quindi si può dire tutto, però poi le certezze, ecco, anche soprattutto legate alle temperature non ci sono. È stato notato questo, che con le temperature più alte non muore il virus naturalmente, però si diffonde con molta più difficoltà. È vero, diciamo che in questo caso siamo favoriti perché la temperatura è nettamente in aumento, l'abbiamo visto già da oggi, nei prossimi giorni, tranne sabato, potrà essere un po' di pioggia, comunque le temperature massime raggiungeranno bene i 20 gradi al sole naturalmente, poi quelle ufficiali saranno intorno ai 16, 15, 16 gradi. Purtroppo ecco, inizialmente inizio settimana avremo i valori minimi invece che scenderanno proprio per effetto del cielo sereno durante la notte e quindi andranno sui 2, 3, 4 gradi, ecco, piuttosto basse. Ma ripeto, grazie all'insolazione, grazie a una situazione generale anticiclonica, dovremo avere queste condizioni di tempo nettamente più mite e sembra che questo aiuti, speriamo. Però io ricordo, e mi vengono in mente tante volte i vecchi professori che qualche decina di anni fa dicevano, parlando un po' quella che poteva essere l'evoluzione della Terra, della vita sulla Terra, ci potrà succedere di tutto, potrà succedere anche che, come dire, l'uomo sia sopraffatto, però la vita non morirà mai sulla Terra per i virus. Speriamo che non siano tutti così veramente antipatici, diciamo, certo. per usare. Però il virus è qualcosa di subdolo che si nasconde dappertutto. Molte volte sembra muore e rinasce addirittura, quindi mi ricordo che questo professore dice il virus è qualcosa veramente di stai lottando contro veramente, quando sono negativi, contro un nemico veramente difficile. Allora, ho trovato un articolo nel Gazzettino, perché ormai non capisco più né che giorno sia né di quale giornale l'ho letto. Allora, il Gazzettino di oggi. In Australia, in Thailandia. Allora, dicono, in Asia tutti si aspettavano una vasta diffusione del coronavirus in Thailandia, paese in cui la presenza di turisti e uomini d'affari cinesi è massiccia, invece ieri i positivi segnalati erano appena 59 su 70 milioni di abitanti, temperatura di Bangkok 34 gradi. Singapore, città-stato con una foltissima comunità cinese, hub della grande finanza e del business, positivi 178 su 5,5 milioni di abitanti, temperatura 32 gradi. Insomma, poi citano tutta una serie di casi, è una delle cose di cui parliamo più spesso con le speranze di queste giornate. Però, anche l'influenza, anche altri virus che portano dei malanni, è chiaro che avvengono normalmente d'inverno, quindi con temperature comunque basse, ecco. Quindi questo sembra che sia confermato, ecco, da queste realtà. Leggevo anche in Australia si sta diffondendo molto ma molto più lentamente di quello che ci si sarebbe aspettato. Allora, sono sul sito di Meteo Aeronautica, cosa devo cliccare? Per vedere la situazione possiamo pure spiegare meteoam.it, sì. Tempo presente in Italia, tempo presente, tempo in atto, sì. Eccolo qua. E poi viene Italia e 2 volte cliccare. Ok. Eccola, si vede, ecco, ingrandire, vedete, è una situazione in gran parte di bel tempo. Qualcuno adesso per alleggerire dice ma c'è praticamente un coprifuoco, magari ci fosse stata una pioggia diffusa così si stava dentro casa più volentieri, questa è per alleggerire naturalmente, invece il tempo non è male. Per sabato avremo un peggioramento della situazione, quindi con una nuvolosità molto più forte e con qualche precipitazione. È una cosa passeggera perché già sabato sera la situazione migliorerà e andremo verso una settimana, quasi una settimana, la prossima, con cielo in prevalenza serena, con un po' di foschia la mattina, un piccola nuvolosità stratificata e un po' qualche banco di nebbia, questo sarà possibile, ma il tempo, ripeto, quasi una settimana sarà stabile. Venezia, ecco, adesso uscirà alle 15:20, un aggiornamento, foschia, temperatura 11 gradi, dice, no? Sì, no, ma adesso 16 gradi, ma oggi 16 gradi, ma dobbiamo sempre pensare che sono 16 gradi in capannina, quindi al coperto come dettano le norme internazionali, ecco, lì c'era scritto più in dettaglio tutto. Questo? La sera, però se uno sta al sole i 16 gradi vanno ben oltre i 20 gradi, quindi in
in realtà quello che anche una persona deve sopportare, deve subire all'esterno e sotto il sole sono ben più di 20 gradi, quindi una temperatura anche al di sopra della norma in questo periodo. Poi quest'inverno, io non so, sarà ricordato sicuramente come uno degli inverni in cui le temperature sotto zero sono state veramente poche, abbiamo avuto delle gelate molto molto limitate, addirittura poi prima di dicembre, quindi addirittura fine novembre, i primi di dicembre, e una cosa che è mancata è la pioggia, abbiamo avuto pochissima precipitazione durante tutto l'inverno, quindi sicuramente una delle stagioni nella storia con meno precipitazioni e con temperature veramente miti. Allora, adesso riproviamo a contattare. Daniela, se possiamo, vediamo il servizio parchi chiusi da Padova, fate sapere, ecco, con l'assessore. Vediamo questo servizio dalla redazione di Padova. Purtroppo devo dare una notizia che avrei voluto evitare. Da domani, quindi da venerdì, sono chiusi tutti i parchi e c'è divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. In questi giorni infatti sono verificati molti assembramenti di persone, abbiamo ricevuto segnalazioni, abbiamo anche monitorato con la polizia locale, ci siamo appellati alla responsabilità di tutti, però questo è quello che avviene. In questo momento al centro c'è la salute di tutti i cittadini, di chi frequenta le aree verdi e anche dei soggetti più esposti all'emergenza che stiamo vivendo, e quindi verranno chiusi fino al 3 aprile. Chiusi. I parchi di Padova da venerdì 13 marzo saranno chiusi. Questa la decisione della Giunta alla luce del nuovo DPCM. Nei giorni scorsi non c'è stato l'assalto alle aree verdi, ma lo stesso erano molto frequentate. La decisione quindi è stata necessaria. Una scelta a tutela della cittadinanza e delle categorie più fragili. Questo il commento rilasciato in una nota dal primo cittadino Sergio Giordani, che sottolinea di aver fatto questa scelta nell'interesse generale. Mi dispiace e ce ne dispiace perché il verde è un elemento importantissimo in città, una città come Padova è un ristoro, però in questo momento le esigenze e le priorità sono altre e sono sicura che dopo questo momento ci ritroveremo tutti al parco. Allora, dunque così con l'assessore a Padova per quanto riguarda appunto i parchi. Allora, qui non riusciamo a collegarci, stavamo cercando un altro video collegamento, vediamo se ci riusciamo nei prossimi istanti. Lei che è uno che ama la montagna, soffre adesso a casa. Certo, pulita. Anche perché abbiamo lasciato qualche giorno fa, era veramente, perché c'è neve, c'è veramente neve sufficiente, c'era il sole e quindi tant'è vero che hanno fatto bene secondo me a chiudere, perché nonostante i primi allarmi e nonostante i primi impedimenti gli impianti di salita erano veramente affollati, io sono rimasto poi si è deciso per la chiusura. Sì, dopo la chiusura, ma già era limitato, era stata imposta la distanza, invece diciamo agli ingressi degli impianti di salita c'era veramente la folla, questa era una voglia, però c'è da dire il vero, dobbiamo vivere questo momento e dobbiamo veramente osservare quelle che sono le norme in nostro favore. Però è anche vero che insomma, il verde è stato comprovato anche dal punto di vista medico, che il verde, essere nel verde, essere vicino alla natura, fa aumentare anche le difese immunitarie, no? Veramente noi dobbiamo tornare veramente, e la vicinanza agli alberi addirittura, noi dobbiamo, dopo anni e anni, l'Europa era tutta una foresta, era tutto un bosco, l'abbiamo disboscato in virtù, diciamo, del progresso, dobbiamo tornare a ripiantare gli alberi, perché gli alberi sono salutari, è comprovato, il verde aiuta, essere un attimo nel verde. Ma io non vorrei parlare con le piante, veramente aiuta, svolgono una funzione importantissima, a iniziare dall'inquinamento e non solo. Allora, volevo leggere videoconferenza Conte sindacati industriali sulle fabbriche. È prevista domani alle 11 con i ministri Gualtieri, Catalfo e Speranza, dunque economia, lavoro e sanità, quindi anche questo è un dato che vi riportiamo. I sindacati industriali chiedono questo vertice, ci sarà domani alle 11 con il Premier Conte. Allora voglio salutare e ringraziare il consigliere regionale della Lega Alberto Villanova, che è qui con noi collegato. Villanova, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, grazie mille. È video collegato. Allora, il suo studio in questi giorni è chiuso, per curiosità? Se possiamo... Sì, lo abbiamo chiuso ieri in seguito a quello che è stata una circolare che è arrivata dall'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, e quindi rimane aperto solo per le urgenze. Ah, ecco. Quindi resta a casa? Sì, a casa, giustamente a casa, se non per fare quello che è un servizio pubblico, nel senso di evitare che ci siano persone che si recano ai pronto soccorso per problemi, diciamo, di tipo odontoiatrico, e quindi restiamo aperti per quel tipo di urgenze. Anche il Consiglio regionale, giusto? Sì, il Consiglio regionale è stato sospeso, sono stati rinviati gli appuntamenti, e per quanto riguarda le commissioni facciamo in videoconferenza nel caso ci fossero dei provvedimenti urgenti da mandare avanti. Vilanova ha la possibilità di fare una domanda al generale Iannicelli, insomma tutti speriamo nel bel tempo che ci dica qualcosa, no? Cosa vuole chiedere? Speriamo che arrivi un po' di caldo, speriamo che il caldo serva ad abbattere quella che è la contagiosità di questo virus. Purtroppo immagino anche la difficoltà per tutti quanti dover rimanere in casa vedendo queste belle giornate, però adesso è importante veramente per tutti rimanere a casa. Psicologicamente non aiuta, perché giustamente auspicavano un po' di pioggia magari, così uno stava più volentieri in casa, invece così fa veramente rabbia. Meno richiamo con la pioggia. Sì, però speriamo invece che arrivi una botta di caldo, noi ce lo auguriamo tutti e stiamo in casa, soffriamo qualche giorno e che poi serva ad asciugare. Vilanova, lei che è medico, no? Quindi ci aiuta poi anche nel combattere, avendo una respirazione migliore, no? Speriamo, diciamo che non ci sono evidenze scientifiche così nette che il caldo serva ad abbattere quello che è il rischio di contagio, però diciamo che una speranza c'è, visto che comunque è un virus dell'apparato respiratorio e di solito questi virus quando fa più caldo fanno più fatica appunto ad essere contagiosi, però purtroppo ancora non siamo sicuri di questo tipo di andamento. Adesso l'unica cosa che possiamo fare è stare tranquilli a casa, e per questo voglio anche ringraziare il servizio pubblico che fate anche voi con le trasmissioni, per dare delle informazioni veramente fondamentali e ribadite appunto questo concetto, che l'unica cosa che possiamo fare per combattere il virus è rimanere tranquilli a casa. Esattamente. Vilanova, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, buon pomeriggio. Iannicelli, abbiamo credo la pubblicità, ultima battuta generale, aspettiamo... E come giustamente ricordava Vilanova, si spera, ripeto, l'esperienza è quella che è, insomma il passato, che il virus con il caldo si diffonda molto meno, ecco, quindi noi stiamo andando incontro alla bella stagione, sono previste, come dicevamo, temperature nettamente più alte e quindi speriamo. Poi, come ricordava e come voglio ricordare anch'io, sempre la vostra presenza, la televisione di servizio, voglio dire anche il suo intervento diretto fatto col cuore che abbiamo seguito ormai sui social, perché anche quello è importante, perché anche nei messaggi contrastanti, perché noi stiamo pagando anche un periodo di messaggi contrastanti, perché io che pure non sono un ragazzino, insomma, inizialmente era come poco più di un'influenza, 96%, 80% non sono asintomatici e quant'altro, uno veramente la prende. Allora riconvincere invece che la cosa è completamente diversa, è diversa perché mette in crisi le strutture sanitarie, e guai ad arrivare, direttore, ad arrivare che tra due soggetti purtroppo chi dovrebbe tutelare la salute di tutti sia obbligato a scegliere chi curare tra i due soggetti. Questo è il vero pericolo. Questo è il vero periodo a cui andiamo incontro. La salute deve essere tutelata a tutti, deve essere tutelata per tutti, sia che hai 96 anni, 100 anni, sia che hai 15 anni, ancora di più naturalmente. Quindi questo è il pericolo, la gente deve capire questo, che non si possono mettere in difficoltà le strutture sanitarie. E vediamo, non per essere egoisti, e grazie a Dio nella nostra regione le strutture sanitarie sono veramente un'eccellenza. Poi io dico sempre, ma in ogni settore si può fare sempre di più e sempre meglio, però grazie a Dio noi partiamo veramente da un livello molto alto. Io credo sia giusto, adesso sto cercando un'ulteriore conferma, ma adesso è una notizia AGI. Un ufficiale in servizio presso il Ministero della Difesa di Roma è morto per coronavirus. Adesso, e quindi
giovane, quindi presumibilmente giovane, quindi lo apprende l'AGI da fonti qualificate, però io adesso voglio cercare un'ulteriore verifica, quindi aspettiamo qualche istante. Anche questa informazione che è passata per tanto tempo prende solo i novantenni, gli ottantenni, certo. E adesso invece cominciano, già abbiamo avuto delle vittime 66, 67, 68 anni, ma addirittura si sa che gente intubata di 40 anni, 45 anni, quindi non è proprio come hanno voluto diffondere all'inizio. Purtroppo è un virus aggressivo che poi magari trovando il terreno fertile aggredisce un po' tutti. Questo è una paura, una preoccupazione davvero per tutti, lo ribadisce molto chiaramente anche il governatore Luca Zaia in queste ore. Poi sapete, Tom Hanks e la moglie sono positivi, certo, no? Con la notizia di queste ultime ore, però insomma adesso stavo cercando anche... Eccolo qua, sì, 14:25, sì, l'Italia abbassa le sale cinesi, operazioni ridotte anche negli aeroporti. Un deputato, no? Sì, deputato. Poi c'è due calciatori, Gabbiadini adesso della Sampdoria. Hanno giocato con la Juventus, quindi devono vedere tutto lo spogliatoio, vedete come si allarga veramente in modo, si amplifica. Ecco che quindi l'isolamento, stare a casa è la cosa che aiuta veramente, non ti porta... Morto l'ufficiale del Ministero della Difesa, sì, adesso c'è questo take dell'AGI confermato, l'ho trovato nel loro sito ufficiale, stavo cercando di leggervi qualcosa di più ma lo prendo allora dalla nostra chat. Un ufficiale in servizio presso il Ministero della Difesa di Roma è morto per il coronavirus, lo apprende l'AGI da fonti qualificate, la vittima è un tenente colonnello che lavorava presso il segretariato generale del Ministero, era a casa, malato da giorni, si è aggravato fino al decesso. Il reparto dove lavorava è stato messo in smart working, così AGI. Intanto vi do un altro aggiornamento, purtroppo il coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 8 morti, salgono a 205 positivi, e così i casi di positivi in Friuli Venezia Giulia con aumento di 79 persone rispetto all'ultima comunicazione, sono 2 i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, dati, ricordo, a Friuli Venezia Giulia, che portano a 8 il numero totale di morti per Covid-19. Ad aggiornare la situazione è la Regione, attraverso il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, dalla sala della protezione civile a Palmanova, 23 i ricoverati nei reparti di infettivologia, 10 pazienti in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere della Regione. Finora sono stati effettuati 2.604 tamponi. Regione che ci segue è molto più piccola rispetto al Veneto, con una situazione idilliaca rispetto al Veneto in questo momento, con una drammaticità che purtroppo comunque anche qui riguarda 8 vittime. Allora, vediamo, salutando il generale Giancarlo Iannicelli, grazie davvero. Grazie a voi. E buon lavoro. Speriamo bene, ma siamo forti e riusciremo a vincerla anche questa volta. Grazie a tutti noi e a tutti voi, veramente. Grazie davvero. Vediamo il servizio situazione commercio a Bassano e poi torniamo in diretta. SOS dei commercianti bassanesi. Il governo autorizzi il rinvio delle prossime imminenti tasse e le moratorie sui prestiti. Si avvicinano le scadenze di metà marzo. Visto che la scadenza dell'IVA è appunto lunedì, io penso che già entro venerdì o sabato potremo disporre di queste nuove forme di aiuto. Il commercio a questo punto è uno dei settori, è il settore maggiormente danneggiato e quindi è il settore che più di altri ha bisogno di aiuti economici, che non sono solo quelli della cassa integrazione in deroga, che assolutamente è uno strumento che peraltro andremo a utilizzare in forma massiva a questo punto, ma sono appunto quello della defiscalizzazione, delle moratorie. Sulla situazione dei negozi facciamo prima a dire quali restano chiusi per l'ultimo decreto. Quelli che vendono alimentari non essenziali come le gelaterie e le pasticcerie e tutti i pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande che però restano aperti in autostrada. È chiuso tutto il settore dell'abbigliamento anche nei mercati all'aperto. Questa profumeria ha chiuso, forse perché è specializzata in cosmetici o per scelta, ma l'ultimo decreto consente l'apertura. Il provvedimento, spiega Celleghin, punta a evitare i contatti sociali e incoraggia a muoversi il meno possibile. Su questo punto i negozianti di alimentari si dicono pronti alle consegne a domicilio. Alcune amministrazioni comunali, come quella di Bassano, di Rosà ed altre, Rossano Veneto, stanno mettendo in piedi questo servizio. Serve che chi la garantisce sia strutturato, organizzato, che abbia un minimo di possibilità di muoversi, ma assolutamente nell'elenco che le amministrazioni andranno a fornire basterà chiedere e il servizio verrà fatto recapitare a casa.
Allora, vorrei che vedessimo insieme una serie di servizi. Adesso la sanificazione da Padova, vi abbiamo mostrato le prime immagini questa mattina. Ora il servizio, sempre dalla redazione di Padova, sta procedendo alla sanificazione di alcune aree della città, lo vedete? Tute bianche, mascherine di protezione, getti igienizzanti con un prodotto altamente specifico, un liquido a base di sali quaternari d'ammonio, oli essenziali, detergenti. Scatta alle 7 di mattina la sanificazione di piazze, marciapiedi e strade a Padova, nel primo giorno di chiusura generalizzata delle attività per il coronavirus. In stazione un intervento massiccio con le idropulitrici su marciapiedi, fermate degli autobus e rastrelliere con le bici ferme da qualche giorno. Dalla stazione ai quartieri fino al centro storico deserto, pochissime persone, strade vuote mentre gli operatori di Era lavorano senza sosta. La pulizia ha toccato luoghi simbolici della città. Sotto il getto di disinfettante finiscono anche i leoni dello storico Caffè Pedrocchi, tanto amati dai bambini padovani che adorano salirci sopra e farsi scattare le foto. Un rito giornaliero che ormai non si vede più da settimane qui in città, una città che ha risposto all'invito rivolto dal sindaco di rimanere a casa. Allora, adesso vorrei far vedere invece quello che ha citato anche il governatore Zaia oggi. Team for Children si occupano, sapete, dei bimbi con maggiori, che ad Agirello Azzena, eccola qua, con dei bimbi malati, bimbi che hanno pesanti patologie. Hanno lanciato un appello molto importante che deve essere recepito da quanti speravano e credevano di essere immortali e potendo continuare a circolare liberamente nelle nostre città, senza sapere che, appunto, come diciamo da ormai settimane, potrebbero essere positivi asintomatici, quindi fare molto del male non solo ai propri familiari ma a chi è più in difficoltà. Vediamo. Non è vero che la bambina moldava che abbiamo fatto arrivare noi, che ha 3 anni, non farà le cure. Non è vero, sono state posticipate giustamente dai medici per evitare che esca e per evitare che si trovi in situazioni con altre persone, perché frequentando i reparti ovviamente si possono incontrare altre persone. Dovete stare a casa, dovete ascoltare quello che vi dicono, dovete non essere egoisti, ma pensare a chi non sta bene. I nostri ragazzi di Teen Zone hanno anche fatto un video di loro spontanea volontà che ha pubblicato anche il presidente Zaia. Vi chiedono di stare a casa perché loro rischiano tanto, non possono ammalarsi, non possono contrarre il virus. Non siamo tutti sani, ci sono persone che hanno altre patologie e comunque mi sembra che anche le persone sane si possono ammalare di questo virus, possono stare male. Quindi perché sto parlando, perché sto condividendo, perché i ragazzi hanno fatto il video? Per dirvi che bisogna stare a casa, bisogna avere rispetto di noi stessi e delle altre persone, soprattutto delle persone che hanno altre patologie. Ve lo chiedo, vi prego, state a casa, fate questo piccolo sforzo per salvare tante vite, fatelo, dovete farlo per senso civico, per amore vostro e per amore di chi non sta bene. Grazie. Ed eccolo il video che oggi ha citato proprio il governatore Zaia durante la conferenza stampa di questa mattina e condiviso lui stesso. Vediamo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, sono Mattia. E ciao, mi chiamo Giorgia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, sono Laura e vi parlo a nome degli Stranger Teens. Siamo un gruppo di adolescenti che sta affrontando un tumore o un'altra patologia importante in età adolescenziale. Abbiamo deciso di chiamarci Stranger Teens perché ci sentiamo in qualche modo diversi per la situazione che stiamo affrontando dagli altri nostri coetanei, ma tra di noi ci sentiamo simili, uguali e ci supportiamo a vicenda.
Ad oggi possiamo contare su una struttura che è la Teen Zone, che è pensata per le nostre esigenze, in cui noi passiamo il tempo durante le nostre terapie o ci troviamo per farci compagnia a vicenda. Ciao, mi chiamo Francesco, sono l'educatore degli Stranger Teens e penso che abbiano un messaggio veramente importante da darvi. Prima di mandare avanti questo video potete aspettare un attimo, perché ti devo dire una cosa davvero importante. Come ben sapete, in questo momento stiamo attraversando un periodo di emergenza. Tutti, a causa di questo virus, molti ragazzi immunodepressi e anziani rischiano più di qualunque altro. È fondamentale per noi, per le persone di questo gruppo. Ti volevo chiedere se per favore potevi fare questo grande sacrificio, che so che non è semplice, ma se potevi farlo per noi che siamo persone con difese più basse e quindi siamo soggetti più a rischio di questa infezione da coronavirus. Seguire le norme di igiene e stare a casa non è un optional. Sono gli Stranger Teens, vi chiediamo per favore di rispettare le regole riguardanti l'igiene. Smettiamo dunque di essere egoisti. Cominciamo a pensare non solo a noi stessi e alla privazione di libertà, ma soprattutto al futuro e agli altri. A non dare la possibilità a questo virus di diffondersi sempre più velocemente. Quindi, per favore, rinuncia ad uscire, rinuncia ad uscire, rinuncia ad uscire per aiutarci. Rimanete a casa a meno che non sia estremamente necessario uscire. Fatelo non solo per voi ma anche per tutti gli altri. #io sto a casa. Grazie. Ciao e grazie. Grazie. Eccolo dunque il video dei ragazzi che ci piaceva vedeste tutti, insomma, in modo per far passare molto più chiaramente questo messaggio. Ragazzi belli, bellissimi, che potremmo incontrare in qualsiasi momento per strada, non in queste ore, ma magari nei giorni scorsi può essere capitato, quindi è importante pensare anche a loro, a chi ha più bisogno della nostra attenzione, del nostro altruismo. Allora, Vigili del Fuoco, per limitare il via vai di personale, mi fanno sapere, sono passati a turni di 24 ore, come nei momenti delle calamità peggiori, quindi lavorano 24 ore e poi 72 di stop, e chiaramente anche loro, come tanti altri rappresentanti delle forze dell'ordine, i medici e gli operatori sociosanitari in questo momento capiscono la missione del loro lavoro e sapete quanto ci stringiamo a tutti quanti in questo momento che combattono per tutti noi, anche se non ce ne rendiamo conto, magari stando sul divano di casa. Valentina Visentin, una Padova deserta, vediamo. Gli storici bar chiusi, le piazze deserte, un unico banco di frutta e verdura. Padovani, pochi quelli che si vedono girare, quasi tutti con mascherina. Piazza della Frutta vuota, qualche banco in più in Piazza delle Erbe, ma sono ridotti al minimo. Clienti che stanno a distanza di sicurezza al centro storico di Padova. Eccolo come appare nel primo giorno di chiusura delle attività. Anche le botteghe sotto il salone sono semideserte. Silenzio, passi svelti per quei pochi che sono usciti, tutti con le borse della spesa in mano, borsette strette tra mani coperte con guanti di plastica. Si caricano i sacchetti velocemente nel cestino della bici e via a casa. Un'uscita veloce con il cane, anche un musicista abbandona la sua posizione. Padova deserta, Padova resta a casa. Vedete Corso Milano, completamente deserto, pochissime auto. E così arriviamo in Prato della Valle, qualcuno non rinuncia allo sport. Ed ora vi mostriamo le altre strade principali. Siamo in via Giotto, vicini al centro, abbiamo appena passato piazza Mazzini, vedete la strada è completamente deserta, qui di solito invece c'è piuttosto traffico.
largo Europa. Adesso andiamo a vedere com'è la situazione al parcheggio di Piazza Insurrezione, dove di solito si registra sempre il pienone di auto. Vedete anche qui tutti i posti blu, gran parte sono liberi. I negozi sono chiusi. Eccoci in Piazza Insurrezione, guardate com'è, quasi completamente vuota. Appena 6 macchine, 2 automobilisti in coda per pagare con la mascherina. Alla Stanga, l'incrocio più trafficato della città, solo un bus vuoto, deserta via Tommaseo davanti alla fiera e ai tribunali. Stiamo passando davanti alle cucine popolari, di solito a quest'ora le file sono il doppio, anche qui si cerca di rispettare le distanze di sicurezza. Allora, così Valentina Visentin, dunque ci colleghiamo con Lorenzo Maier da Venezia. Lorenzo, che novità ci sono? Buonasera a tutti. La novità che vi porto è quella del Patriarcato di Venezia. Monsignor Francesco Moraglia, come abbiamo più volte documentato nelle ultime settimane e come è stato anche in occasione della quarta, si è distinto in questi giorni per una presenza a fianco della città e dei fedeli e anche delle istituzioni. Ora ha voluto lanciare un appello, accodandosi un po' a quello che hanno detto le istituzioni, dicendo che anche lui, che quando i divieti non erano così ferri, ha voluto numerose volte uscire dalla basilica, andare per la piazza per anche incontrare le persone, anche lui rivolge un invito affinché non ci si muova di casa, si stia a casa. Sono state sospese chiaramente tutte le udienze, anche quelle in forma privata, e avremo probabilmente la sorpresa anche di un patriarca social, nel senso che è probabile che se non oggi magari domani, vista la sua assenza, anche per brevi momenti, voglia attraverso la sua pagina Facebook della diocesi lanciare un messaggio per stare vicino ai fedeli. Quello che il patriarca ha voluto e vuole raccomandare anche attraverso la nostra rete, la nostra emittente, è quello a tutti i giovani e agli anziani di stare in casa, di rinunciare a qualsiasi spostamento, se non a quelli ovviamente di stretta necessità, e vuol far sapere di essere lui il primo a dare l'esempio, tanto che appunto anche una riunione con la Procuratoria di San Marco, per cui è abbastanza importante, che avrebbe comportato la presenza di un numero anche ristretto di persone, proprio per dare un segnale di partecipazione, di vicinanza, di sintonia con quanto ha chiesto anche il governatore Zaia in queste ore, è stata annullata. Domenica ci sarà la Santa Messa, che trasmetteremo in diretta su Antenna 3 Rete Veneto, con nostre reti, che il Patriarca celebrerà questa volta per la prima volta non dal centro storico di Venezia, ma dal Duomo di San Lorenzo a Mestre, proprio perché si vuole lanciare anche un segnale di vicinanza alla città d'acqua, la famosissima Venezia, ma anche alla città di terraferma. Ovviamente anche questa volta ci sarà. E Lorenzo, questa ricordiamo sempre in diretta su Antenna 3 Rete Veneta, no? Quindi domenica. Certo, assolutamente, alle 11 le nostre reti continueranno a fare questo servizio di utilità sociale, anche per dare modo ai fedeli di poter vivere la Quaresima in modo così insolito e anomalo, visto che comunque per i cristiani e per la Chiesa, insomma, è il periodo più importante dell'anno, perché porta alla Pasqua, ecco. Però è importante, secondo me, Ferdinando, il segnale che arriva anche dal Patriarca, cioè quello di voler annullare tutti gli appuntamenti proprio per essere lui il primo a dare l'esempio. Certo, certo. Diciamo che l'agenda del Patriarca era particolarmente fitta in questo periodo, in un periodo appunto di Quaresima, per cui se lo fa lui possiamo farlo tutti. Esattamente, grazie davvero, buon lavoro ancora sempre a Lorenzo Maier. Grazie Lorenzo. Tra l'altro do un aggiornamento ulteriore, fa riferimento alle 3 regioni più colpite.
E c'è un appello: gli ospedali delle 3 regioni più colpite dall'epidemia, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, sono praticamente diventate strutture per il solo Covid-19. Le urgenze oncologiche vengono trattate in reparti di ospedali diversi e l'intera equipe medica che seguiva in origine il paziente ed è l'intera equipe medica che seguiva in origine il paziente a spostarsi. Intanto il sindacato dei medici ospedalieri ANAO lancia l'allarme per il Veneto, nonostante i DPCM che tengono la gente in casa. Nella nostra regione l'attività ambulatoriale per visite differibili prosegue normalmente con conseguente sovraffollamento nelle sale d'attesa, cosa sbagliata abbiamo detto più volte, anche se i medici sono auto-organizzati in questo senso. C'è un appello, lo ricordiamo ancora una volta, al Premier proprio perché si chiudano gli ambulatori di questo tipo se non per i casi più gravi. E poi l'autorità del sistema portuale di Venezia ha varato oggi delle linee guida dopo un confronto con le varie categorie per far fronte all'emergenza epidemiologica. Tali linee guida derivano dalle indicazioni contenute nei decreti del governo, declinandole specificatamente per il contesto del lavoro portuale e delle operazioni portuali. Le misure si suddividono in 3 procedure che mirano a regolamentare tutti i tipi di contatto tra lavoratori all'interno dei porti commerciali di Venezia e Chioggia, a partire dalle relazioni banchina-nave, passando per l'interfaccia operatore terra e autotrasportatore, fino ai contatti all'interno della stessa banchina. Saluto e ringrazio Cinzia Bonan, segretario della CISL Treviso Belluno, grazie per essere con noi, buon pomeriggio. Grazie. C'è un appello forte, domani un incontro tra l'altro col Premier Conte, lo abbiamo detto, i sindacati, gli industriali, il Premier appunto e 3 ministri, proprio per prendere una decisione anche sul mondo delle attività produttive che resta fuori dall'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio. Intanto un commento su questo, cosa si dovrebbe fare secondo lei, segretario? Allora, sicuramente stamattina abbiamo visto in varie aziende succedere appunto l'inenarrabile, perché i lavoratori... Cioè le proteste, diciamo. Sì, ma la confusione di per sé, perché poi appunto l'interpretazione lasciata a libero arbitro di ognuno da varie appunto ipotesi e rischiano di mandare in fibrillazione tutto il sistema. Sicuramente anche le imprese stesse che abbiamo contattato ovviamente sono in seria difficoltà nel poter garantire l'applicazione del decreto all'interno dei vari unità produttive cosiddette. E sicuramente pertanto c'è necessità di dare anche la possibilità alle imprese di utilizzare ammortizzatori sociali per sospensione cautelativa dell'attività e non soltanto per un calo di attività, perché ci sono certe aziende appunto che potrebbero lavorare ma in via cautelativa sono seriamente preoccupate a continuare a poter farlo, e quindi questi giorni si sta ragionando appunto da ieri a oggi per tentare di colmare questa lacuna che abbiamo già visto dell'applicazione appunto del decreto, che va assolutamente colmata, altrimenti i lavoratori e le imprese... Per colmato lei cosa si augura? Allora, io credo che oggi appunto una ricetta già pronta non c'è, perché è per la prima volta che il mondo si trova di fronte a una situazione del genere. Oggi dobbiamo però garantire il funzionamento dell'attività di emergenza, e per garantire il funzionamento dell'attività di emergenza devono esserci una serie appunto di servizi e attività correlate per dare gli strumenti ai servizi di emergenza di continuare a poter operare, ed è per questo che credo che nell'intendimento di continuare a mandare avanti le unità produttive ci fosse anche quello appunto di dare tutti gli ausili e i supporti necessari che ci troveremo ovviamente a dover utilizzare in corso d'opera. L'abbiamo visto, certi ausili come le mascherine sono diventati un problema anche per avere la possibilità di tenere aperte o meno certe imprese, perché se non ci sono le mascherine le persone non possono lavorare al proprio interno. Quindi rendiamoci conto che se non abbiamo chi le fa le mascherine, domani stiamo a casa tutti, ma stanno a casa anche quelli che vanno dal medico in ospedale, perché sono i primi luoghi dove vengono utilizzate. E quindi è ovvio che questa situazione va assolutamente adeguata, come abbiamo visto di volta in volta, alle varie limitazioni necessarie per salvaguardare la salute di tutta la popolazione, e anche le limitazioni necessarie per non sospendere del tutto il sistema paese, che sarebbe
un disastro, ma per renderlo funzionale al minimo necessario per permettere appunto di avere il sostentamento per le attività vitali e necessarie di tutta la nostra popolazione. Senta, adesso ci sono vari appelli. Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta: troppe amministrazioni pubbliche, tra cui il Comune di Venezia e imprese, ancora tergiversano sul consentire lavoro agile. Lo dice il sottosegretario all'economia Baretta, candidato da centro-sinistra a sindaco a Venezia, dopo le segnalazioni che arrivano da diversi dipendenti pubblici e privati di resistenza all'attivazione dello smart working. È giusto anteporre l'utilizzo delle ferie arretrate, ma è sbagliato non favorire il lavoro a distanza, dice Baretta. Non si capisce il motivo di queste resistenze, trattandosi di un modo di ridurre il rischio del contagio, assicurando il massimo della produttività possibile in questa particolare situazione. Va inoltre assicurata la massima sicurezza nei posti di lavoro aperti, come chiedono i sindacati. Serve uno sforzo straordinario di tutti. E domani all'Electrolux è previsto uno sciopero, no? Abbiamo detto poco fa. Sì, però mi risulta che sia in qualche modo l'unica azienda che ha uno stato di agitazione in corso. Sulle altre stanno ragionando, stanno facendo appunto tutte le necessarie modalità per incontrarsi in remoto, ma per non sospendere un secondo una discussione che è quella di riorganizzare l'attività, dove non è possibile appunto mantenerla con gli standard in essere, va assolutamente riorganizzata nei modi e nelle forme che oggi anche appunto la normativa dà a disposizione e chiede di favorire maggiormente. Dopodiché siamo perfettamente coscienti che appunto gli imprenditori lasciati da soli spesso agiscono, e lo abbiamo anche noi come CISL di Belluno Treviso, insomma, annunciato non più tardi di ieri: evitate qualsiasi azione in solitaria, che oggi non giova a nessuno creare confusione nella confusione, ma cerchiamo appunto di avere indicazioni precise in maniera che ci muoviamo anche coordinati all'interno di un sistema, perché l'Italia è unita, però l'Italia per stare unita deve restare anche funzionante. E torno a ripetere, il funzionamento degli esercizi che sono già stati via via ridotti, e sicuramente nei prossimi giorni ci potrà essere un'ulteriore riduzione anche in autonomia delle imprese, che decideranno in via preventiva e cautelare di chiudere l'attività in attesa appunto di avere o i presidi a disposizione che oggi mancano, oppure delle indicazioni più chiare e di non incorrere in nessun rischio. Allora, c'è un comunicato appena arrivato da Fincantieri, ma da alcuni dipendenti ci fanno sapere questo, che c'è un intervento da parte dei sindacati. Questo è chiaro che è nazionale nel caso di Fincantieri. La salute dei lavoratori prima di tutto. L'azienda ha comunicato, fanno sapere i sindacati, che in aggiunta alle iniziative di prevenzione e di flessibilità attualmente in atto, provvederà l'azienda a sospendere tutte le attività dove non è possibile applicare correttamente le disposizioni previste per la prevenzione, e a sospendere le attività di reparti non indispensabili alla produzione. Anche a Marghera hanno proclamato scioperi per domani, vabbè, questo in aggiunta. Questa però è la disposizione tramite i sindacati che appunto comunicano all'interno di Fincantieri, e poi vabbè, insomma, il resto procede per quanto riguarda il comunicato. Volevo, prima di tornare a Cizia Bonan, Crisarà, quindi presidente della FIMS Veneto, anche perché proprio di medici abbiamo discusso molto anche nella giornata di oggi con il loro appello al Premier. Sentiamo Domenico Crisarà, presidente del FIMS Veneto, vediamo. I medici in quarantena sono non tantissimi, sono 4. Uno tra l'altro adesso finisce, ma non tanto la quarantena, ma era uno dei medici di Vo, che poi è stato male con una polmonite. Abbiamo un collega da ieri ricoverato in terapia intensiva, intubato a Schiavonia. E abbiamo tanti colleghi che sono in attesa di tamponi o di risultati.
In prima linea anche loro stanno lavorando senza sosta da settimane. I medici di famiglia sono tra le categorie più esposte al contagio. A fatica stanno riuscendo a mantenere aperti gli ambulatori grazie alle sostituzioni e a 60 giovani specializzanti di medicina generale che hanno dato disponibilità ad entrare in servizio. Siamo senza dispositivi di protezione, mancano guanti, mascherine e tute, denuncia il presidente regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Riceviamo pochissimo, tant'è che abbiamo fatto un ordine per pagarle noi, perché è praticamente risibile, tanto per capirci, abbiamo 2 mascherine al giorno e 5 paia di guanti. Questo fa diventare difficile il mantenimento di una attività importante che facciamo, che è quella delle domiciliari programmate. I medici hanno lasciato a casa le segretarie, lavorare così è difficilissimo e tra i servizi che sono stati ridotti drasticamente ci sono le visite programmate ai pazienti con serie patologie, quelle che normalmente si fanno a domicilio con cadenza settimanale. Queste nella regione Veneto sono 16.000. Il problema qual è? È che andare in casa di queste persone senza le protezioni, cioè senza maschera, senza guanti, senza camice monouso, si rischia che sia io a portargli il contagio in casa. I consulti sono solo telefonici, aumentano anche le patologie legate allo stress causato da questa emergenza. Crisarà ricorda inoltre come comportarsi in caso si venisse a contatto con un paziente positivo al coronavirus. Deve chiamare il medico di famiglia e sicuramente, essendo stato un contatto stretto, quindi sono definiti queste cose, il medico allerterà attraverso la COT, il sistema di prevenzione, e saranno loro a decidere se fare o non fare il tampone una volta, però in linea di massima con i contatti stretti i tamponi non si fanno. Così, Crisarà, senta, segretario Bonà, è vero che ci sono molti, e ci scrivono in continuazione, dipendenti di supermercati ci scrivono in continuazione alla pagina Facebook di Antena 3 che devono restare al lavoro. Vi state, immagino, interfacciando con queste persone, che cosa si può fare per loro? Allora, sicuramente rispetto a questo volevo dire appunto, noi come sindacato rappresentiamo tutti i lavoratori, anche i medici che oggi sono in prima linea, e abbiamo anche noi la percezione che tra chi deve andare al lavoro e chi invece è autorizzato a stare a casa ci sia un po' il dire io che devo andare a lavorare sono sfortunato e chi può rimanere a casa è fortunato. Allora, volevo intanto dire che oggi siamo tutti sfortunati perché da questa situazione qua ne usciremo tutti con le ossa rotte, non c'è nessuno che uscirà meglio di qualcun altro. E perché anche i lavoratori che vengono messi a casa naturalmente lo faranno attraverso degli ammortizzatori sociali, che vuol dire decurtazioni delle retribuzioni, per cui noi speriamo che tutti questi strumenti siano più brevi possibile. È impensabile sperare una cosa diversa. Dall'altro canto, chi è invece tenuto a lavorare per garantire ovviamente una vivibilità, un sostentamento a tutta la comunità, deve avere appunto tutte le salvaguardie che sono previste dal decreto e pertanto limitare appunto il far sostare le persone, e attenersi a tutte quelle disposizioni che sono fondamentali oggi per cercare appunto di limitare il danno di questa situazione. Allora, nei supermercati già vediamo che le aziende, perlomeno insomma qua nel territorio, in linea di massima hanno preso le precauzioni, anche perché, e lo garantisco, le forze dell'ordine proprio insomma in questi 2 o 3 giorni ultimi stanno facendo il loro lavoro e stanno andando a verificare se vengono rispettate le norme. Segretario, l'ultima domanda, perché poi abbiamo la pubblicità e il collegamento. Prima di salutarla, buonasera, scrive Diego: non è nemmeno giusto che io perda le ferie che le faccia adesso, il governo ci deve venire incontro, è chiaro, cioè, no? Adesso dicono alle aziende, dice il Premier, incentivate smart working, turni differenti, meno personale, chiudete reparti, e
soprattutto fate fare ferie, però qualcuno ci scrive perché lo devo fare adesso. E allora, a chi viene chiesto per di un fare... bene superiore, diciamo, no? Ecco, Come prima allora, risposta. Le ferie vanno fatte relativamente a quelle che si hanno cantonate, vanno smaltite. Sicuramente quelle di fare in anticipo le ferie dell'anno non è previsto e noi come sindacato non la vediamo proprio di buon occhio. Pertanto in quelle aziende, quei lavoratori si organizzino e vedano di fare anche cose più sensate, perché se ad agosto, come può essere, le aziende chiudono, voglio capire poi questi lavoratori come faranno ad andare a lavorare con l'azienda chiusa. Quindi l'idea che le aziende ad agosto lavoreranno è già arrivata alle orecchie assolutamente oggi, paradossale, nel senso che non andiamo a cambiare le regole di un mondo e di una vita per un inconveniente, un'emergenza. Sicuramente lo diciamo e lo abbiamo detto. Bisogna utilizzare gli ammortizzatori sociali che ci sono e le ferie vanno incentivate per smaltire quelle residue. Nuove ferie da utilizzare anzitempo le sconsigliamo, anzi personalmente sono proprio contraria. Grazie davvero. Grazie a Cizia Grazie Bonà, a voi segretario. di essere sempre presenti e di tenerci aggiornati. Sempre a disposizione quando deve comunicare qualcosa in questi giorni importanti anche per i lavoratori, perché l'accordo insieme a CGIL, CISL e WIL, no? E quindi voi state agendo compatti come ci voleva precisare e ha detto poco fa. Allora, prima della pubblicità volevo farvi risentire, Tony, risentiamolo perché è importante, ce lo chiedono i telespettatori, Crisanti, il professor Crisanti sul rapporto per esempio con la Cina ci può aiutare o meno in questo momento. Ce l'hai la telefonica col professore? E andiamo appunto in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo perché è pronto collegamento con Venezia, tra poco. I cinesi, da quello che so, hanno provato tutto e quello che hanno alla fine consigliato un cocktail fatto di clorochina e un altro farmaco antivirale che si usa nell'HIV. Queste sono, diciamo, le uniche due cose che sembrano avere un pochetto effetto a questo momento. L'anticorpo contro l'interferone è sicuramente è un trattamento che ha la capacità di bloccare la risposta infiammatoria, ma da qui a dimostrare che effettivamente è terapeutico ci passa un intero trial clinico, quindi significa centinaia di pazienti raggruppati per classe d'età, per classe di rischio, con controlli. Se questo non c'è, diciamo, diventa quello che si dice anecdotal, adesso non so più come si dice in italiano, diventa un aneddoto, più che una prova. Professore, le chiedo l'ultima cosa, poi la lasciamo ovviamente perché però sfrutti, diciamo, il nostro canale, quindi Antena 3 le nostre televisioni, se vuole dire qualcosa, ecco, a chi la segue in questo momento. Guardi, sì, io voglio dire qualcosa e quello che voglio dire è che non va presa sotto gamba questa epidemia e bisogna seguire le raccomandazioni del governo alla lettera. L'epidemia sfrutta i nostri contatti sociali, meno ce ne abbiamo, meno gli diamo la possibilità di trasmettersi. La Cina non ha libertà costituzionali e si può permettere qualsiasi cosa. L'Italia fortunatamente ce l'ha e chiaramente queste misure vanno di volta in volta concordate e fatte accettare dalla popolazione. Fondamentalmente la differenza non credo sia tanto nei quattrini, guardi, penso che sia più che altro nel fatto che la Cina non deve rispondere al proprio popolo nella limitazione delle libertà.